commosso, pure a me mi ha commosso. Vedi, ha commosso perché era la figlia di un nostro collega, che io stimo moltissimo e voglio bene. Prego. La mano poco proprio, dobbiamo fare spettacolo. Dobbiamo fare spettacolo. Ma guarda, faccia la non lo più basso. Avevo il Brasile sì. Ma comincia lui.
sono cose che non si ripeteranno più, non capitano mai, sono cose che capitano solamente in casi rari come questi, il matrimonio della figlia di un collega. E allora ecco qua, questo è Mario Merola originale! Antonio Buonanno, quanti sa? E Mario Merola, grazie, grazie. Voi dovete sapere che io Antonio lo stimo moltissimo, ma tanto tanto lo voglio bene. Ha lavorato tante volte con me, ha fatto l'avvocato, vi ricordate l'avvocato? Quando io, la prima edizione di Zappatore, l'avvocato era lui, poi me l'ho portato in America e quindi io sono un suo ammiratore, pensate. Io stimo questo cantante tanto tanto, a parte Gianni Sacchi che è un mio amico e lo voglio tanto bene. Quindi, maestro, fa che quello vuoi tu.
sono piena di simpatia, piena di entusiasmo. Uno vede, guarda, invece vedete, ci sono altri colleghi, possono venire, io non vedo sotto gli occhi, se c'è un altro, se ne so chiuso. Stanno vegliando così, è bello se so chiuso. Prego. Devono sapere, la storia lo dice, nel 71-72 a un festival di Napoli, un must, Antonio Bonomi e Mario Merola, ricordate? Signori, Mario Merola e i Compagneros, Fortunato Show.